puntiamo a portare il corso di medicina e chirurgia a Treviso, il che significa formare i nuovi medici direttamente a Treviso dal primo anno al sesto anno. Arriva a Treviso la facoltà di medicina, un obiettivo a lungo inseguito e che ora diventerà realtà già dal prossimo anno accademico. 50 matricole che in attesa degli spazi nella costruenda cittadella della salute potranno seguire le lezioni al Ca' Foncello e negli spazi messi a disposizione dai medici di famiglia e dalla banca dei tessuti, e già si pensa ad un nuovo campus per accogliere gli studenti. Se riusciamo a chiudere la partita incrocio le dita, significa avere 50 matricole all'anno, sono 6 anni, 6 per 5 30 saranno 300 studenti a regime, e poi ci sarà magari qualcuno fuori corso, altre cose, specializzandi, quindi un campus di almeno 500-600 persone alla fine. La presenza dell'Università a Treviso porterà anche investimenti in nuove tecnologie. Noi abbiamo 3 milioni di euro sicuramente, poi tutto quello che è il contorno, visto e considerato che poi immagino che i ragazzi che studieranno qui avranno necessità magari di attrezzature innovative che ancora nella routine ospedaliera non si utilizzeranno, ma che si dovranno acquistare. La scuola di medicina di Treviso accoglierà l'intero corso di studi dal primo al sesto anno. Si laureeranno come medici chirurghi a Treviso, questa è una cosa straordinaria, eccezionale, mai in passato si sarebbe pensato di portare medicina a Treviso.